Ora è arrivato il momento. Porto con me l'amore che ho ricevuto e la speranza di scuotere un po' di coscienze per essere di aiuto alle tante persone che stanno affrontando ogni giorno un vero e proprio calvario. Sono le ultime parole lasciate da Loris Bertocco, 59enne di Fiesso d'Artico che ha scelto di terminare la sua vita in una clinica di Zurigo. A 19 anni, nel 1977, era rimasto paralizzato in un incidente stradale quando un'auto lo aveva investito mentre in motorino andava a tenere un corso di musica. Nel tempo le lesioni gravissime subite ne avevano peggiorato la condizione, aggravata da una progressiva perdita della vista che lo aveva infine reso cieco. Animatore culturale fin da ragazzo, per decenni aveva condotto trasmissioni nelle radio libere venete. Era stato tra i fondatori dei Verdi Italiani e non aveva mai smesso di partecipare alle lotte contro il nucleare e i mutamenti climatici, per la pace e per i diritti delle persone disabili. Fino alla fine non ha voluto abbandonare il suo impegno civile, lasciando a tutti un ultimo messaggio. Avrei voluto che fosse il mio paese, l'Italia, a garantirmi la possibilità di morire dignitosamente, ha scritto, invece devo cercare altrove quest'ultima possibilità. Non lo trovo giusto. Il mio appello è che si approvi al più presto una buona legge sull'accompagnamento alla morte volontaria, perché fino all'ultimo la vita va rispettata e garantita nella sua dignità. A dare notizia della sua fine i compagni di lotte politiche Gianfranco Bettini e Luana Zanella. Avremmo voluto averlo con noi ancora a lungo, commentano, lui però desiderava la pace che spetta alle persone giuste e vitali, ma ormai troppo stanche e sofferenti. Facciamo dunque quello che ci ha chiesto di fare, con tutto il dolore e l'amicizia che abbiamo.